Un'iniziativa al Circolo Empedocleo, un opuscolo che dà dei consigli, che tratta di particolari problematiche, che può essere anche d'aiuto. Come? Sì, è la ferita che non si vede ma c'è, questo è il titolo dell'opuscolo che abbiamo dato, un opuscolo informativo rivolto a tutte le donne che sono vittime di violenza e non solo. Abbiamo voluto racchiudere in questo piccolo opuscolo le semplici informazioni per far sì che le donne possano capire e rendersi conto di essere vittima di violenza, ma anche l'amica che ne ha conoscenza può capire lo strumento, quale strumento utilizzare, a chi rivolgersi e quindi rivolgersi anche al centro antiviolenza telefono aiuto per aiutare quella donna a uscire dalla violenza che magari da tanti anni subisce da parte del proprio marito. Un'iniziativa che è stata fatta anche in collaborazione con le forze dell'ordine, no? Sì, ormai il centro antiviolenza telefono aiuto lavora da sempre in collaborazione con le forze dell'ordine proprio perché dobbiamo intervenire in maniera sinergica con le donne, quindi la donna ha bisogno di sentirsi vicino tutte le istituzioni, a partire dalle forze dell'ordine, a partire dal centro antiviolenza, ma sentirsi vicino anche alla comunità, quindi anche questo momento di questa sera rappresenta un momento di insieme, di essere insieme con le donne e per aiutarle e sostenerle nel loro lungo percorso. Che consiglio dare ai tanti che magari in questo momento non riescono a sfondare il muro dell'omertà? Semplicemente dico anche basta semplicemente telefonare al telefono aiuto, ricordo il numero 0922 22 922 perché attraverso anche il telefono ci sarà un primo contatto con l'operatrice e questo primo contatto può essere d'aiuto proprio per capire, per rendersi conto che non si è da soli e che la violenza subita non è un fatto privato ma che rappresenta un fatto che fa male a tutta la comunità. Ecco, recentemente ci può dare qualche dato statistico se i casi nella nostra città sono in aumento o in diminuzione? Ecco, che dato rilevate? Io quando devo dare i dati purtroppo inizio sempre dicendo purtroppo sono in aumento. Questo può essere un bene da un lato in quanto significa che le donne hanno preso finalmente coscienza del problema e chiedono aiuto. Dall'altro significa che la violenza, nonostante il lavoro di ogni giorno da parte nostra e di tutte le istituzioni, la violenza continua. Quindi ognuno di noi deve mettersi dalla parte della donna e aiutarla in questo lungo percorso. Ecco, il ruolo dell'ASP in questa iniziativa di oggi si presenta un opuscolo sicuramente di grande aiuto, no? Sì, noi dell'ASP abbiamo l'obiettivo principale, è quello della prevenzione, quindi abbiamo sposato appieno come ormai da 14 anni l'opera del centro antiviolenza telefono aiuto e questo opuscolo consente di raggiungere facilmente sia le famiglie che anche il mondo della scuola e dei ragazzi. L'obiettivo nostro è quello di camminare di pari passo con il centro, siamo cresciuti insieme in 14 anni, stiamo avendo tanti successi e oggi con questo opuscoletto usciamo allo scoperto per avvicinare una platea più ampia.